E ha fatto il tracciato, mica ho visto perché ero qua. Ho visto sul monitor che ti vedi che è ancora vivo, ma fare di poco e dopo ti ho visto poi la linea continua che è decesso, chiuso. Ma mi cacava il cuore 22 anni, era come un fiore. Il cuore di Joël Tejeda Baron si è fermato stanotte in questo punto di Viale San Giuseppe a Cassola. Troppo gravi le ferite riportate nel terribile schianto contro questo muretto di recinzione. Il 22enne che viveva a Romano de Zelino viaggiava a bordo della sua moto di grossa cilindrata da San Zeno verso San Giuseppe quando all'altezza della nuova rotatoria ha perso il controllo del mezzo, è scivolato a terra per diversi metri finendo contro il cemento. La moto ha proseguito la sua folle corsa fermandosi solo a decine di metri di distanza dal ragazzo. Il botto nella notte ha svegliato di soprassalto questo residente che, commosso e ancora sotto shock, ci racconta quegli attimi tremendi. Sì, impotente, non ti puoi fare niente, te vedi, è decesso e chiuso. È tremendo, è tremendo. Sul posto con i sanitari del SUEM 118 anche i carabinieri. Dopo quei carabinieri sono da vedere anche l'aiola in fondo. Si è visto proprio che la cacciapà dall'inizio, come che la cacciapà subito dopo che ha perso, che ha tentato di frenare, ma che ha perso, ha cagato il sbandamento, lui le salta fuori, la moto che si vuole, moto a camminare, lui si è impiantato là. I militari dell'Arma non escludono che sul giovane verranno eseguiti gli esami tossicologici. Joël Tejeda viveva a Romano de Zelino, una famiglia, la sua, già colpita da gravi lutti in passato. Sconvolti gli amici che affidano ai social il loro dolore e il ricordo di Joël, mentre Luigi Tessarolo si rivolge direttamente proprio ai giovani motociclisti. Tu si per piano. Guida a comandare voi altri a moto, no a moto voi altri. Perché è un attimo. Potete andare, te che frega.